Siamo qui nella sede di AVA di Treviso e dove abbiamo presentato oggi il risultato di questo lavoro che abbiamo avviato su iniziativa appunto di Veneto Agricoltura con la collaborazione dell'Associazione Veneta Allevatori. Li abbiamo coinvolti perché abbiamo ritenuto necessario studiare, analizzare, approfondire il comparto cunicolo veneto, settore importante nel comparto, nell'ambito dell'allevamento zootecnico veneto, che però sta attraversando appunto qualche difficoltà dovuta a una serie variegata di cause che vanno dai problemi con i consumatori, che spesso tendono a vedere il coniglio come più un animale da compagnia che un animale da consumo, quindi da questioni legate proprio a difficoltà di consumare questo tipo di prodotto e anche problematiche di tipo economiche, di tipo strutturale che vedono coinvolte appunto le imprese del settore. Con AVA abbiamo fatto verso fine 2023 un'analisi approfondita del settore attraverso un questionario che è stato somministrato alle aziende, alle imprese che aderiscono all'associazione, e poi a dei focus group che hanno voluto approfondire più dal punto di vista qualitativo quella che è la tendenza del settore. Abbiamo cercato di capire insieme ai produttori proprio cosa vuol dire essere imprenditore nel comparto dei conigli oggi, quali sono i punti di forza, quali sono i punti di debolezza e quali anche potrebbero essere le modalità per uscire da questa impasse che a partire dagli ultimi anni, dagli anni 90, sta attanagliando un po' il settore. Sta vedendo appunto una diminuzione del trend delle imprese che fanno sempre più fatica a sostenersi e a rimanere nel settore.